Oh là, finalmente è arrivata anche sta giornata del Minga qua. Finalmente si arriva anche a tempo a trabiare. Ah. Qua, è pronta. Dai, dai. Vuol dire che ho fatto effetto al trattamento che era sempre su erbazzi di qua. Noi qua era sempre tanti che erbazzi. No, dai, anche qua va bene. Sì, sì. Oggi adesso che me tiro fuori a trebbia. Eh, oggi adesso. Nessuno vuole fare una roba fatta bene. Raga. Non mi aspetto di tirare fuori la baia però perché potremmo anche quasi quasi essere buoni a gestirsi a quel selvatico e basta. Non perché la voglio tirare ma messa proprio che non è mia tanto, non la sai male. Finché non passa nessuno mi metto chi attaccare a bara e ora. Raga. Stacca però. Meglio. Boh. Adesso ne metto la trebbia. E questo, vabbè sì, siamo qua. Ah, aspetta adesso però. Perché questa? Non è ancora da nettare, mi sa. Fammi dargli almeno una rasentata del Rio. Almeno una rasentata del Rio qua. E semmai aspettiamo che si asciuga. Là. Buono. Boh. 3, 2, 1. E ora vediamo se qua si è a posto i fari, i fanali. Che porto sta roba in discarica, boh. Questa dovrebbe essere un po' asciugata qui. Sì dai, tanto non la voglio neanche lavare, ento. Quindi può andare bene. Allora, eh,
E ora, questo adesso è su e giù l'aspo e dentro e fuori com'era. Così, no? Arrivo qua. E ora, fuori tutto. E vabbè, adesso ne ora è l'unico. Un attimo. Occhio. Mamma. Allora, adesso, scomissiamo da qua il campo da questo? Sì, dai, va. Fammi andare dalla trincia. Là. Guardi questo. Questo. Buona. Qua. La cinghia. La è a posto. Oro. Quasi tutto attaccato. I crivese alti. Boh, dai. Vabbè. Oro. Scopetta che cosa serve questo. Sì, sì, va tutto. Buono. Adesso. Vediamo quanti siamo buoni a fare qua adesso. Vediamo quanto siamo buoni dei cavalli in questi campi adesso. Non sia bassetto l'aspo però. O mi sbaglio. Era quasi meglio. Sì, sì, è meglio. Aspetta. Invece il trince funziona anche come Dio comanda. Bene, dai. Vuol dire che abbiamo fatto bene montarlo. Io ero scettico al tempo a montarlo perché non sapevo se poteva funzionare bene quando facciamo anche paia, ma ah, visto come l'è, pensavo peggio. Approvato. Farmi l'ha approvato. Aspetta però perché volendo è un pia storto adesso. Questo mi fa un pia incazzare. Là. E porco Giuda, Dai, siamo mica qua a pettinare bambole, dobbiamo traviare seriamente, se no ciao che finiamo sto campo. Boh, non so perché, ma tira tutta a destra, tre via, sì, o tranne. Cioè, anche se il culo che tende ad andare in zo. Per andare dritto mi tocca tenere sterzo, gira così. Adesso no, prima sì. Ah no, anche adesso, mi tocca tenere un attimo sterza. Boh. Che? Non eri... No, ecco.
Dobbiamo neanche a fondo passato. Vabbè. Oggi andiamo a vogliare. Non ho fatto 2 giri stretti neanche. Non ho visto neanche 2 giri. No. Quasi 2 giri, dai. Aspetta perché adesso non va mia scaricare lì. Mi metto qua comodo. Mm. Oggi facciamo un giro adesso. Questo è meglio. E passiamo adesso sotto col trasporto più che altro. Questo è il mio dubbio essenziale. È fatta cagata. Occhio che è leggero. Sai che si vuole un euro che è leggero. Occhio. Dio, bon, che salto. Senti che salti. Adesso che passiamo col trasporto sotto più che altro. No. Col trasporto che passiamo, beh me. Perché? Perché farmi quando io voglio fare le cose fatte bene? Mi devi fare bestemmiare. Andiamo avanti. No dai che passiamo sotto il trasporto, almeno quello. È un po' l'unica a sto punto. Oh dai, questa cosa è fatta. Abbiamo fatto un ettaro e 4 l'anno scorso, cioè quel campo là. Del totale. Abbiamo, sì, abbiamo senza passare niente, vabbè. Là. Boh, ultima passata. No, te prego, dai. Te prego, magna tutta. Stammi dirmi come tocca arrivare qua e tocca rifarla. Dai, far così poco. Fare così poco non che sei tutto. Mamma, mamma. Quante occhi che vorrei tirare. Madonna, che fastidio. Madonna, che fastidio. Maledetto. Vedremo qua.
Come siamo messi? Beh dai. Poteva andare peggio. Da un campo era messo, se non ricordo male, sui 7-8 mila e a 10,5. Beh dai, ne è uscita anche di roba. Avevano stimato 85 quintali, ne sono usciti 105. 105 e mezzo, neanche. 105,2, 105,3, to. A scarico tutto proprio perché mi serve più vuota possibile a macchina, perché là è precaria storia se riesce a venire su a mano. Che vodo. Adesso, notte. Buona fortuna a me. A sto punto la più conveniente mi sa che è senza fare due giri in tondo, la più conveniente mi sa che a sto punto è prendere, fare tutto il sotto, venire giù col trattore diretto e amen, tanto c'ho il 160, quindi nel dubbio vado giù col JJ selvatico e vengo su con quello, vuoto la trebbia. E man mano venire su, perché andare giù con la trebbia che neanche riesce a venire su, sotto qua, e lasciare il rimorchio qua, mm, non è bella. La sua meglio fare il sotto prima. Tanto il sole non ci sono problemi di umidità, sto campo almeno. No, non è che è umido in certi punti, va abbastanza fluido qua, per fortuna. L'unica è che è davvero in piedi. Sto qua è schifosamente in piedi, ma tanto schifosamente anche. Occhio qua. Pienissimo pieno, mi verso adesso. Mettere qua comodo. Mamma. Come faremo adesso a venire su da qua? Non lo so. Non che ne ho la più pallida idea. Speriamo bene, va. Non è che forse ne conviene lasciarlo dopo a questo punto. Dipende perché bisogna vedere quanto fatica fa a salire dopo.
Lei è sempre un 120 cavalli, Più tutto va benissimo, però cazzo. Lei è sempre comunque una macchinetta leggerina, no? Se che serie da 3 non sarebbe più da semina sta macchina. Forse a guardare. Ah, Dio. Allora, 40. Ci sta un altro scarico qua, secondo me. Ci sta un altro sì, dai. Ci sta un altro scarico. Meglio lasciarlo qua e andare avanti a traviare perché non la finiamo più, mi sa qua. Se lo porto su, dopo mi devo comunque venire giù perché già fa fatica a salire. Vuota, vara. Guarda che casa raspare, slittare. Meglio che vado avanti per avviare fin dove riesco e dopo mi marco più pieno possibile il tacco e lo strappo fuori in qualche modo. Mi attaccherò col primino fino a arare il campo con il trattore, boh, non lo so. Oh, mamma che pena, non finisce più. Conviene scaricare e tirarlo fuori dalle bale, questo adesso. Perché se no dopo li attacchiamo a essere in piano e ciao ciao. Buonanotte a venire fuori lì. Cioè buonanotte a tornare a ogni volta. Buttato tutto, scarica in Mona, un po' più avanti magari, ecco lì, centrale. Scarica, fa il colmo, tiriamo fuori questo. Andiamo a scaricare anche, mi sa. Dipende da quanto è pieno. Buona. Questo lì è a posto. Vediamo questo adesso, come le c'è qua. Ormai le è pieno. Conviene ciappare e buttarlo su e tirarlo via, andare a scaricare. Te lo senti? Che lei lì. Dai, 64-20, dai che 120 cavalli, 4x4. Dai! Dai, che ne! Cano cognac messa Savora davanti! Ma come raspa, dai, 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 dai! Mamma! Bestia, un can! Cazzo, raspada che abbiamo messo! Bestia però, abbiamo messo delle belle raspagini! Mamma, mamma! Attenzione! No, dai, lampeggianti. Dai, avanti che andiamo a scaricare anche sta qua. Anche sto rimorchio, va.
Si è messo di in mezzo che mi si aver fame. Canaio, un can. Fortuna che lei ha 120 cavalli che ha fatto, non pensavo che riempisse così. L'unica cosa è che senza lavoro, che visto lui davanti che comincia a fare che comincia a slittare, che comincia a arare fisso, ma fisso arare per terra. E ho detto, mi sa che qua a me pianto che mai. Invece no. E tappe sono ancora buone. Non c'è qua. Case molto veloce storia qua. Meglio rallentare un piano. Ok. Adesso non ero postata potremmo correre. Non c'è più un problema almeno. L'unica cosa con le vaie è che mi tocca andare ancora col 160. Vabbè. Allora. Avanti. Can una marcia unica? Problema? Vai. Devo scalarla. E fallo. Cansa che fa. È un bel tiro, eh. Che ripresa c'ho. Però. Che ripresa. Mia da poco. Su di qua. O no? Sì. Adesso ci divertiamo. Bella, anche più allegro però come motore. Il 160 col vai pieno lì, madonni. E sì che fa fatica. E tiravo quasi a slittare. Wow, 20 all'ora. Questo è il lusso. Dare sui 20 all'ora è lusso. Con il 160 dei sogni 20 all'ora. Ne ho andato sui 12 qua l'ultima volta. Che fa abbastanza bene, dai. Canaia. Ho sbagliato strada? No, 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 non è sbagliato, è la sua giusta. Cambio spenta. È la sua tasi. E qua, diretti, diretti, diretti. Vabbè, fermo così dai. Adesso, scusa qua. Occhio. Sai che non spacca la medara? Oddio caro. Oddio caro, si va a spaccare la medara? Mamma. Aspettava. Medara, sì, lei. Vabbè, poi nessuno nuovo, amen. Tutti i salti che c'è qua. Arriva.
Oh, giù adesso. Mamma mia, oh, non mi ricordavo fosse così alto. Oh, giù. Si gonfia allegro. Aro. E giù qua. 6420S e selvatico. Che macchina. Gran bella coppiata di macchina. 120 cavalli così anche col caricatore frontale. Beh, tanta roba. Un tiro in pesa. Buona. Adesso mi giro. E via. No, di qua però, di qua. Spedi di casa. Però per il principale. Ah, guac. Oh, che bello, ma se non anche sto laghetto qua. Fine fosso, che bello. Mm. Era anche traccia di trattore, però su arriva. Ti do cazzo. Ma se perdere, va. La gente quando guida altamente col culo, va. Scemo può stare totalmente che sbaglio. Anche qua che mangiano tutto. Sì, nuovo il posto però. Ah, che bello. Ah. E avanti, e finiamo la lettera bianca del campo schifoso oliva. E che no, anche qua è piene. Deve fare un lavoro del genere. O che a via lì. Non perché è brutta nuova, ma perché sei lì dentro puoi pretendere che una macchina così invece la tira. La slitta, poi vedi che la slitta, la tira, la fa fatica. E poi devo andare niente. Esattamente, si può interbiare così. Fa una fatica cagna. Sai che puoi dire niente. Non te che puoi dire niente, purtroppo. Purtroppo. Ah, solo larga in autolivellante lì. Ah, ma l'autolivellante, cadagliene una vecchia. Catare una L4, una Lavard, quelle del primo 2000 se mai.
Una L4 ora. Magari ti cati un piamino. Non deve spendere una fortuna. Allora lascio qua, dai. Qua smorzo però perché non mi fido. È smorzo, perché se non mi fido. È meglio che smorzo qua perché smorzo e Saro sono io netto polvere. Citri qua davanti a griglia no. Se niente da- Dovevo mettere davanti un pacco di lavoro con il mio su meglio. Vabbè, macchina comunque la che ho fatta quindi meglio. Quello è l'importante. Se macchina che ho fatta meglio così. Questo adesso è io. Ora, ficcherà se lavori. Ah, se pianta a venire su. Metti. Prima tutto dirà. Metti che lavori. Dai, va, accelera che andiamo avanti, va. Meglio. E con emergenza adesso devo andare al negozio. Con emergenza devo andare in negozio. E mi è scritto che se voglio andare a vedere la trincia. Perché io ho da parlare con intravisare, intramenare. Adesso vediamo. 8. Smorzo tutto qua. Vado subito in casa e devo vedere una roba. Motore potente, c'è la sua macchina e via, 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 via diretto. Andiamo.